È stato un incontro positivo, così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, al termine del vertice di maggioranza sull'autonomia, alla presenza dei capigruppo di Camera e Senato e dei membri delle commissioni affari regionali e federalismo fiscale. Durante l'incontro il ministro Boccia ha illustrato i contenuti della legge quadro fondamentale per gettare le basi della bozza autonomia. Nel corso della riunione alcuni partiti, tra cui l'EU e Movimento 5 Stelle, hanno avanzato delle riflessioni. Chiaramente vi sono ancora alcuni punti che devono essere sciolti dal punto di vista della profondità e dell'arricchimento della legge quadro. Sono lì il tema dei LEP, innanzitutto, visto che sono dei livelli essenziali di prestazioni che devono essere verificati all'interno delle opportune commissioni, dal suo commissario straordinario, quante volte devono essere riverificati nel corso del tempo. Boccia ha aperto a questi correttivi garantendo che i tempi saranno comunque rispettati. Avevamo promesso che sarebbe stato un DDL collegato alla manovra 2020 e sarà un DDL collegato alla manovra 2020, assicura il ministro per gli affari regionali, che aggiunge: tireremo le somme con le forze politiche della maggioranza e penso che nel giro di qualche giorno saremo in grado di darvi un calendario adeguato. Anche il ministro D'Incà assicura che questi approfondimenti potranno essere fatti in tempi brevi. Vi sarà un altro incontro nella giornata di mercoledì prossimo, quindi diciamo che sta proseguendo questo iter per la verifica, perché in qualche maniera possa essere resa trasparente questa legge quadro, che è importantissima.